Una notizia semplicemente esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera e la tifoseria azzurra è già in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo e strategico sul nostro amato club. Sempre con l'impegno di andare oltre l'ovvio e consegnare solo ciò che conta davvero. Qui ogni dettaglio viene analizzato con attenzione, perché il momento richiede concentrazione totale. Prima di andare avanti, lascia un like al canale e iscriviti per non perdere nessuna novità. Perché il tema di oggi promette di incidere, e molto, sulle traiettorie del Napoli. Nei retroscena. Qualcosa di grande si sta preparando e i segnali indicano che il futuro del club potrebbe essere vicino a vivere. Un capitolo sorprendente, di quelli che cambiano le priorità. Ridisegnano le strategie e portano decisioni importanti sul tavolo della dirigenza. Il nome al centro di questa nuova svolta è quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino il cui futuro sembra allontanarsi sempre di più da Napoli. Secondo le informazioni filtrate nelle ultime ore, lo scenario che prende forma punta verso una sfida diretta tra Juventus e Siviglia, mentre il Napoli, sorprendentemente, potrebbe restare fuori dall'equazione. La notizia ha guadagnato ulteriore forza dopo dichiarazioni e approfondimenti diffusi da Sky Sport, attraverso una delle voci più autorevoli del giornalismo di mercato in Italia. È stato Gianluca Di Marzio a fornire i dettagli che hanno cambiato completamente la lettura di questa trattativa. Secondo il giornalista, la giornata è stata estremamente positiva per la Juventus sul fronte offensivo. All'interno del club bianconero, il nome di En-Nesyri è considerato una priorità assoluta. Soprattutto dopo le difficoltà incontrate dalla dirigenza nel tentativo di chiudere per Jean-Philippe Mateta. Le condizioni dell'operazione legata a Mateta non sono ritenute favorevoli in questo momento, aprendo così lo spazio perché En-Nesyri salisse in cima alla lista dei desideri della Juve. Il punto più rivelatore di questa vicenda riguarda la volontà dello stesso giocatore. Secondo Di Marzio, En-Nesyri vuole giocare, vuole minuti, protagonismo e spazio da titolare. Ed è proprio qui che il Napoli perde terreno in questa corsa. Con Rasmus Djulund in grande forma e sempre più centrale nell'attacco, il marocchino ritiene che avrebbe difficoltà a conquistare un posto nell'11 iniziale. Un fattore che pesa moltissimo per un attaccante in una fase decisiva della carriera, che non vuole passare mesi in panchina, soprattutto in una stagione ricca di impegni importanti. Alla Juventus, invece, lo scenario è completamente diverso. Il club di Torino può offrire a En-Nesyri esattamente ciò che cerca: centralità nel progetto offensivo e la reale possibilità di essere titolare fin da subito. Per questo i contatti tra le parti vengono descritti come positivi e continui. La trattativa non è ancora chiusa, ma la sensazione è che possa intensificarsi rapidamente nei prossimi giorni, soprattutto con l'avvicinarsi della finestra di gennaio e la necessità della Juve di dare un segnale chiaro sul mercato. Nel frattempo, il Siviglia osserva tutto con la massima attenzione. Il club spagnolo, dove En-Nesyri ha già giocato lasciando ottime impressioni, spinge per riportarlo a casa, anche inizialmente in prestito. Il legame emotivo con il club, la conoscenza dell'ambiente e un adattamento immediato rendono il Siviglia un concorrente pericoloso in questa corsa. La Spagna emerge dunque come un'alternativa concreta, capace di cambiare l'esito di questa telenovela in qualsiasi momento. E il Napoli? Al momento la posizione è quella dell'osservatore prudente. Il club segue i movimenti, ma sa che la combinazione tra concorrenza agguerrita, desiderio del giocatore e contesto interno potrebbe allontanare definitivamente En-Nesyri da Napoli. Si tratta di una situazione delicata, che apre dibattiti importanti su pianificazione, gerarchie in rosa e scelte strategiche per l'attacco nel prosieguo della stagione. Ora vogliamo sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Ritieni che il club faccia bene a non entrare con decisione in questa contesa? En-Nesyri mancherebbe o l'organico è già ben coperto in attacco? Lascia la tua opinione nei commenti, perché questo dibattito promette di scaldarsi. E se apprezzi questo tipo di analisi approfondita, con retroscena e informazioni filtrate,
Valuta di sostenere il canale con un Super Thanks. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a portare notizie esclusive e contenuti di alto livello alla tifoseria azzurra.